Dopo 3 mesi siamo tornati nella 554, la strada che collega l'area cagliaritana con Villa Simius. Il crollo, la frana è così come l'abbiamo trovata 3 mesi fa, anzi il disastro è ancora più elevato, soprattutto per quanto riguarda la lunghezza del crollo che caratterizza appunto questa arteria stradale. Una situazione davvero gravissima, soprattutto perché l'ANAS non ha fatto ancora niente per ripristinare questa strada. Ormai la stagione estiva è imminente e niente è stato messo in atto per cambiare la situazione, anzi emerge in maniera molto netta e molto chiara quello che denunciamo già 3 mesi fa, cioè il tipo di intervento fatto dall'ANAS per tentare di nascondere quello che stava avvenendo, soprattutto per quanto riguarda le buche che si manifestarono inizialmente già nel 2009 e soprattutto con un tentativo di coprirle con l'utilizzo di catrame, asfalto per spessori davvero incredibili, oltre 1 metro di catrame e asfalto che ovviamente hanno appesantito notevolmente la struttura stradale e soprattutto hanno creato un utilizzo di denaro pubblico in maniera indiscriminata, creando un danno rilevante all'arteria stradale e soprattutto tentando di nascondere il problema strutturale che c'era su questo tratto di questa arteria. Una situazione davvero gravissima che rischia di bloccare per l'estate il collegamento tra l'area cagliaritana e l'area costiera di Villa Simius e soprattutto cantieri di cui non si vede assolutamente l'ombra. Una regione totalmente assente e incapace di dettare le condizioni all'ANAS e l'ANAS che continua a sfuggire dalle sue responsabilità di fronte a questo misfatto che è tutto targato dallo Stato e dall'ANAS. Oltre 1 metro di catrame e asfalto. Questo è quello che ha realizzato l'ANAS negli anni per tentare di nascondere un vero misfatto di un tratto di strada franato, crollato e che ripetutamente veniva riempito, colmato utilizzando catrame e asfalto in maniera indiscriminata, come se si dovesse nascondere e coprire un misfatto tutto di Stato, tutto dell'ANAS, senza che nessuno potesse intervenire. Con velocità rapidissima l'ANAS copriva con appunto catrame e asfalto sino ad arrivare a questo strato di oltre 1 metro di catrame e asfalto. Una situazione davvero insostenibile, davvero un misfatto tutto di Stato targato ANAS.